Nuovo giorno, nuovo ospite, Eleonora Giovanardi all'Hot Corner, come stai? Bene, grazie Cosa per vuoi di questo più? paradiso. Niente, Basta, niente, cioè, sto un bene, sto qua, momento stiamo qua. di pace, tranquillità. Possiamo Guarda, anche non parlare. ma no, infatti io il caffè Stiamo ho preso, zitti e stiamo basta, zitti. facciamo niente. Sai, no, ci tocca però, Eleonora. Allora, sei a Roma per un progetto molto bello, molto interessante di Sua Maestà Giovanni Minoli, perché seguito a lui, che si chiama Donne di Calabria, Sì. che sono queste 6 donne, grandi donne calabresi, e tu interpreti o ripercorri la vita di Adele Cambria. Cambria, sì, io Esatto. racconto in realtà la storia di Adele Cambria con questo progetto che è il primo progetto che vede la Calabria Film Commission coproduttrice Sì, insieme ad totalmente. Anele, quindi è un progetto molto grosso del grandissimo Gianni Minoli Esatto, e di come dico io, Gloria l'Oliver Giorgiani. Stone italiano, poi ci assomiglia un po' anche all'Oliver Ma Stone, guarda, poi lui c'ha... è lassù, ogni volta che parla poi si prende io, appunti. io da quando sono bambino che lo vedo comunque, Ed è, sì, è sempre uguale. sempre uguale, sempre lui, sempre racconta l'Italia e in questo caso racconta la Calabria e la racconta attraverso queste 6 donne, come hai detto tu, calabresi, in realtà donne glocal, diciamo, che Mm, hanno portato le loro battaglie dalla Calabria poi in fuori, sì, realtà certo, perché... fuori, tra cui appunto Esatto. Adele Cambria che è Ecco, chi stata era? Diciamo chi era delle Dele Cambria, perché... Cambria è stata una grandissima giornalista italiana. Lei è nata a Reggio Calabria e da Reggio Calabria poi si è spostata prima a Roma, poi a Milano nella Milano del Cappuccino, come diceva lei. E, lei ha studiato giurisprudenza, era in Ah, realtà laureata a Messina in giurisprudenza e poi è partita per Milano ed è partita scrivendo le colonnine di costume perché all'epoca le certo, donne stiamo erano parlando poche. di anni... Stiamo parlando degli anni 60-70, perché lei poi è diventata una delle madri, diciamo così, del femminismo di seconda Certo, ondata, perché lei, come poi... dice proprio lei nella sua autobiografia, per lei il femminismo è stata la via maestra per il suo impegno politico, lei è sempre stata molto schierata e anche molto in conflitto col suo stesso schieramento, lei era con Pannella, insomma Eh comunque con sì, i radicali, radicali, comunque una molto precisa e molto lucida e poi anni in poi cui le prese di posizioni erano erano fortissime importanti e lei anche e si è poi anche distaccata a no, da volte. una posizione all'altra bastava anche un punto di vista diverso sul Vietnam o su un'altra cosa e Esatto, cambiava perché tutto. è il bello suo, leggendo la sua autobiografia, è proprio la lucidità di pensiero che aveva, nel senso che la sua fede politica non diventa mai miope, non so come dire. Per Chiaro. esempio, si è staccata molto dal Partito dei Lavoratori quando trattavano temi come l'aborto e il divorzio. Lei non era d'accordo su come Eh sì, venivano perché dopo trattati lì ci sono questi i temi. lavoratori e poi le donne Esatto, all'interno, che lì ci sarebbe un altro filone da, sì, un altro che non è filone da neanche stato mai raccontare. poi, non tantissimo insomma, ma poi le donne all'interno del partito, anche il Partito Comunista, Assolutamente, non è ecco, sempre insomma, non stato erano dalla nostra proprio, parte, ecco, diciamo, diciamo, assolutamente. Lei non solo è stata una penna, come dice lei, ribelle del giornalismo italiano, perché poi da queste colonnine di costume, di moda e gossip, poi lei ha iniziato a ecco. coprire le notizie a livello politico di tutta Italia e ha scritto sui maggiori quottidiani italiani, sulle testate italiane, quando le giornaliste si contavano veramente sulle Eh dita sì, di una eh sì. mano. Ma non solo, a parte che ha una leggerezza cioè nell'autoraccontarsi nella sua autobiografia bellissima, che si chiama 9 dimissioni e mezzo, cioè già il titolo fa Il capire titolo il non è male. personaggio. 9 dimissioni richieste e date, per quello che ti dico che era molto lucida con i suoi posizionamenti, e poi lei ha scritto molti romanzi, ha scritto per il teatro, ha fondato un teatro con Dacia Maraini, La Maddalena a Roma, ed è stata anche interprete di Esatto. grandi come Pasolini, è stata Irene attrice Accattone è in stata? Accattone, in Teorema fa una piccolissima parte, poi in Comizi d'amore viene intervistata anche lei e il suo bello, per esempio nella Città delle donne di Fellini, lei non si è quello che mi piace di lei è che non si è mai inchinata al genio del momento, quindi lei ha rifiutato lui che gli chiedeva, cos'è che gli diceva, mi puoi scrivere 2 paginette sulla la musica della vagina, lui le disse così e lei disse, senti, sai, l'unica cosa che ti posso raccontare è l'uomo attempato che cerca di stare al passo coi tempi, queste sono state le sue parole a Fellini comunque, voglio dire. Certo che E era anche già in Fellini. Accattone lei non subito ha accettato la parte, perché testuali parole lei diceva io sono una donna emancipata, non sono mica una che aspetta il marito che esce di galera e ogni volta che esce le pianta un figlio nella pancia. E poi però Pasolini ha dato una bella risposta e quindi poi è riuscito a A dirigerla, insomma. convincerla. Sì, sì. Senti, no, quanto è importante oggi, abbiamo visto negli ultimi anni, poi dopo tutta la rivoluzione del Me Too, che poi è ancora in atto, in parte, è andata da un'altra parte, dall'altra, raccontare queste figure, perché poi in realtà una figura come Adele ha fatto tante cose che ancora si fanno, ma
40 anni fa. Cioè, gli Assolutamente. anni 70, quando poi era difficile, perché pagavi tutto in prima persona, rischiavi di rimanere senza lavoro. Sì, Cioè, giustamente c'era come poi la dicevi tu, il società, posizionamento sì, poi era la società comunque totale. era molto più giudicante, insomma, non è che una donna potesse fare esattamente tutto quello che voleva. Beh, noi femministe di oggi, diciamo che siamo assolutamente, guardiamo a queste grandi madri con rispetto e stima, perché loro fanno parte di quella seconda ondata senza cui oggi non saremmo qui, Eh. ovviamente. Oggi non saremmo qui comunque a E combattere ancora per... l'aborto ancora, no? In America abbiamo Beh visto. sì, ma non solo l'aborto, anche molto più vicino, il fatto che insomma in molti ospedali ci siano ancora troppi obiettori di coscienza, per esempio, ma da lì in poi tutta la battaglia anche sulle quote rosa, che sono anche quello un tema anche all'interno del femminismo o dei femminismi stessi molto dibattuta, insomma, quindi c'è ancora molto da lavorare, però per esempio nel nostro chiacchierare prima si parlava delle cose che non vengono insegnate nelle Sì. scuole primarie, ma non solo, anche all'università. Beh, per esempio, a meno che tu non vada a scegliere proprio storia del genere, per esempio, il femminismo è una parte che io ho conosciuto molto tardi, per esempio, Sì, spesso si conosce perché uno per curiosità propria vai a o per approfondire, esigenze, esatto, sì, diciamo, per- esatto, però per esempio cioè, si parte dalla fine dell'Ottocento con le operaie e con le suffragette ancora prima, cioè nel senso voglio dire c'è una storia sì. che non è la storia ancora dei vincitori, anche se ci No, stiamo anzi, poi tra lavorando. l'altro nel caso di Adele, nel mondo del giornalismo, che è uno dei mondi più maschilisti, Assolutamente. proprio ancora comunque mantiene una Ma guarda, sai che dominante. io sono una cofondatrice di un'associazione che si chiama Amleta e siamo 28 attrici, fondatrici di questa associazione che combatte all'interno dello spettacolo per la parità di genere. E ora sta diventando un movimento bello importante e non so se esistono perché uno dice sempre è un ambiente molto maschilista. Non Mm. so se è giusto parlare solo del giornalismo, ma allora Ah, se tu vai a parlare dai medici, mia mamma è un medico e lei ha fatto le sue belle battaglie eh sì, all'epoca, beh, pure quindi in quello dei realtà medici, forse è una cosa più l'università, generale. gli L'università, insegnanti all'università. ma il Beh, famoso tetto di cristallo c'è perché non si sì, vede, sì, sì, insomma. esatto, esatto. Però vabbè, cerchiamo di essere ottimisti. Comunque, Ottimisti? cose anche Assolutamente queste come Donne di sempre. Calabria servono sicuramente per raccontare anche generazioni successive. Quello che a volte ci si chiede è come si è passati dagli anni 70 con una militanza anche fortissima, a volte eccessiva, no? Perché comunque negli anni 70 si arrivava ai livelli di guerra civile, scontri, bastonate per posizioni politiche, a un universo come oggi in cui, adesso non voglio fare il bacchettone, ma cioè, come siamo passati dagli anni 70 a TikTok, per dire, in cui Allora, TikTok la figura femminile viene non fare il svilita. Montemagno della situazione, No, no, sai, no, no, è un però, attimo. no, no, però il rischio, no? Cioè Ma siamo passati da un guarda, eccesso all'altro, ecco, io questo ti viene. cito Minoli, che abbiamo ormai Vai, citato, che oggi che in si ci. conferenza stampa ha detto io non parlo delle cose che non so, quindi io non voglio fare la tuttologa, io ti posso solo vedere il mio punto di vista. Io sono una fan sfegatata di TikTok e credo che sia preso con le dovute pinze di un social l'immagine di una generazione che è molto più avanti della Mm. nostra e non vedo ma come facevamo prima andare in piazza e oggi siamo rinchiusi su TikTok, non c'è, si stava Non meglio c'è, quando mi è si stava smontato così, ma io peggio. l'altro giorno su TikTok ho visto uno che puliva il termosifone. Ma perché tu ti devi Perché? scegliere chi seguire, oh, beh, il problema è Quindi è tuo, colpa scusa, è mia come adesso? Netflix, Netflix ti dà le cose belle Vabbè, da sì. vedere ma anche le cavolate, Quindi creati un algoritmo tutto se io ho tuo, visto il senti. tipo che puliva il termosifone, È un veramente problema sì, del è tuo colpa mia. algoritmo, dice qualcosa su di te però. E quindi sei, ok, va bene, adesso No, ci però non rifletto. è vero, secondo me davvero la generazione di TikTok, adesso poi generalizzo e appunto non sono una sociologa, quindi sto dicendo solo quello che vedo e osservo, spero con abbastanza cura, è una generazione per esempio molto attenta all'inclusione Sì, di su quello tutti i tipi, sicuramente, sì, sì, è vero. sia contro la grassofobia, contro i corpi normati, il femminismo di terza, quarta ondata, Sì, ancora sì, qui sì, ci sì, stiamo comunque c'è lavorando, un'attenzione già quando è eravamo ragazzi molto noi non presente, cioè esisteva. l'influencer femministe che seguo io, gente che ieri per esempio al Vedi, Salone dopo me del le passa, Mobile, dopo me le passa. beh certo, hanno Mi fa- riempito mi- piazze, mi quindi in passa realtà l'elenco. l'attivismo Quindi è colpa mia, esiste, maledetta Giovanardi. ma no, l'attivismo c'è, basta cercarlo e guardare bene, anche su TikTok. Va bene, adesso mi hai colpito, l'ho ricevuto il colpo. Senti, Eleonora, quanto è cambiata la tua vita dopo il successo di Covado e quella roba lì che Wow, poi è wow. una cosa. Allora, è cambiata nel senso che
io dentro No, beh, certo. poco, però è cambiata perché appunto continuo a fare questo lavoro e non è scontato. Non è mai scontato perché comunque in accademia da me quando siamo usciti eravamo in tanti, insomma, e tutti fanno ancora questo lavoro e tutti combattono ancora per fare questo lavoro. Certo, Quindi ma insomma poi c'è non stato è anche il Covid in mezzo che ha esatto, anche... esatto, non è assolutamente scontato. Quindi a parte una gioia personale, dei ricordi personali con Luca Medici, Checco Zalone, assolutamente indelebili e dei posti che non rivedrò forse mai più Mai più. perché sono veramente speciali e quindi una crescita personale grossa anche di priorità. Perché Checco, io penso che ho scritto un monologo su Checco, perché effettivamente tutti hanno i loro mentori, no? C'è uno Ronconi, uno Streller, e io ho Checco Zalone, vedi. ognuno ha quello che si merita. No, però scherzo, però lui per esempio mi ha insegnato molto il concetto di priorità. Cioè noi abbiamo fatto un film super mainstream, campione di incassi, più di così non si può, però poi le sue priorità sono molto ben calibrate, proprio a livello di uomo, dico, nel senso, e quindi ho assorbito questa cosa, è stato uno degli insegnamenti più grandi che mi ha dato lui, oltre, vabbè, tutta la parte professionale che, certo. cioè il film era bello, c'è poco da fare. Sì, infatti alla Nel fine senso, il film c'è, rimane. film c'era. Senti, allora uno dei giochini che ci piace fare qui all'Hot Corner, perché siamo un po' giocherelloni noi, è chi è l'attrice o l'attore o il mito di cui hai la foto sul comodino? Può essere anche un musicista, qualcuno Allora, che... vabbè, cioè, da donna la Sì, foto sul tuo comodino, proprio. Vabbè, sul comodino è quella di Leonardo DiCaprio, perché è stato un mio amore. Io sono una Però, scusa, bambina come degli anni... femminista di terza generazione... No, vabbè. No, vabbè, DiCaprio, però, vabbè, cioè, nel senso, l'infatuazione c'è sta. No, no, Perché tu sei amore, amore no, proprio? no, perché tu stai Ma tu sottovalutando il sei nostro Titanic rapporto. o... Io sono Baz Luhrmann, Ah, proprio, cioè tu sono sei quelle Romeo più folgorate da Giulietta. Romeo e Giulietta. Folgorata, ma Beh, folgorata. lì lui era bellissimo, ancora di più di Titanic. Ma Poi a c'è parte lui quell'estetica... bellissimo, la narrazione, io so tutto a memoria di quel sì, film. Le quell'estetica pistole pazzesca. erano di Dolce Gabbana, capito? Ah, sì? Ma ti ricordi Tebaldo che faceva Certo. tutti? Quella scena lì alla gas station è stata fatta tutta sui i passi del tango, per esempio. Cioè c'era una coreografia eccezionale. Quel film è eccezionale. Sì, Baz E Luhrmann su quello no, Sì, ma bellissimo. Però Bob Baz dopo... invece quello secondo me è stato un sì, modo, quello è un azzeccato grande tutto. comunicatore. Cioè hai Sì, preso sì. la tragedia delle tragedie e l'hai resa Sì, ha fatto pop. una lavatrice pop pazzesca con la colonna sonora. Ma vabbè, poi i che- costumi, ma vogliamo Costumi, parlare dei bellissimi. costumi, ma Mercuzio quando arriva vestito da drag, ma no vabbè, È fantastico. Eh Ma sì, poi è è seguito fantastico. di Caprio, segui ancora di Caprio, ti piace tutto? tutto. Cioè da Revenant No, a... sì, sì, C'era una volta a Hollywood? sì, Sì, dai, è bello. sì. No, nel senso che secondo me DiCaprio adesso veramente, non è che lo sappiamo tutti che è DiCaprio, ma è la costanza del suo genio che a me sconvolge. Cioè è da quando ha 8 anni che fa Sì. sto lavoro. Perché di Basketball Diaries pure. Vabbè, ma anche quando faceva genitori in blue jeans, lì lui non sì, era ragazzino quello sì, col... certo, con Kirk Cameron Beh, che entrava cioè, col suo... no, ma lui ha fatto, cioè, fino a veramente, a venute a Hollywood, cioè, Sì. è un genio e non, guarda, anche The Aviator, che forse era il film più debole, ma lui non ne Sì, ha il film sbagliato era debole, uno. però è vero, sì, lui E comunque ha sempre cambiato personaggio. Ora, ultimamente con i Villains si è divertito parecchio perché anche in sì. Django Ma poi è era bravo a bello. scegliere comunque, devo dire. Adesso sceglie tanto, fa poco, ma Beh, quando ovviamente, sceglie... insomma, se Leonardo DiCaprio puoi Quindi- scegliere, diciamo. Quindi la foto è di Caprio. È di Caprio, di donne, vabbè, E abbiamo d'attrice citato invece? Monica Vitti, Monica Monica Vitti, perché lei racchiude tutto, secondo me, è modernissima e a me quello che è piaciuto di lei e che mi piace di lei è che lei è stata fuori la biografia, se tu la leggi sembra scelta dai grandi. No, Sì, Antonioni, che è sempre, sì, insomma, Antonioni, sì. Stesso quindi Sordi, musa, no, alla in un fine, certo sì. senso musa. Poi vai a vedere i film e lei è una musa autrice di se stessa, esatto. cioè la sua Cosa direbbe Adele automusa. del termine musa? Ah no, sarebbe assolutamente contraria, ma anch'io sono contraria, ma infatti Poi lo sto musa, usando, esatto. cioè è musa di Infatti. se stessa lei, Sì, per perché poi- dà una cifra, ha ecco, poi quella voce che lei definiva brutta, che poi invece l'ha caratterizzata, Sì. cioè è Un po' diventata nasale, sì, poi rocca, profonda, no? Poi lei, vabbè, senza di
bella, brava, è passato dai drammi alle commedie super pop con Sì, sì, sordi, beh, da no? Antonioni a Sordi sono proprio due mondi. Sì, è una donna appassionata proprio, e appassionante, insomma. Allora, l'ultima domanda, sei pronta? Mhm. Questa sera ti chiamano? Anzi, no, ne ho due giochi, così Vai, adesso mi vai, vendico. vai, Allora, il ti primo è, vendichi. adesso ti suona il telefono, Sì. prendi il telefono e c'è il nome di un regista che ti chiede di lavorare con lui, o una regista, chi vorresti fosse? Socià, questo è Chiunque. difficile. Chiunque? Tu proprio guardi e appare il suo nome proprio. Ma io ho sta voglia personale, ma perché uno che dice Spielberg, no. Io ho la voglia personale, io vorrei lavorare con Virzì. Ah, Paolo Virzì. Sì, perché a me, io non lo conosco, però attraverso i film mi sembra, e insomma ho avuto racconti, cioè, di uno che dirige gli attori. Mi piacerebbe sì, molto dirige tanto, incontrare un regista che dirige gli attori, questo mi piacerebbe molto. Ah, vabbè, Vabbè, quindi vedi Paolo però, Virzì, vedi vabbè, come Paolo sono... Virzì ci sta però, vabbè. Paolo Virzì quindi appare e Paolo, rispondi, beh, e rispondi, sì. sì, non è- ma se manda la mail va bene uguale, Ugualissimo, rispondi, non è ma che anche dici, il piccione vabbè. viaggiatore. Va bene. Allora, l'ultimo invece è questa sera ti chiamano, devi Mm. partire per l'isola deserta domani, Mhm. fai la valigia e puoi mettere un solo film. Cioè, queste qua sono io ti dico il libro. No, no, il No, libro no, vabbè. non ci serve il libro, devi andare, c'è un lettore DVD sull'isola e tu c'hai No, il sì, film. allora no, Rocky Horror Picture Show, Ah sì, perché? perché mi diverto un sacco. E potresti guardartelo 80 volte L'ho con le già noci di guardato cocco. 80 volte, Altre sono 80 andata volte. dal vivo vestita, Ah, ho sì. i Ah, ma tu balletti. sei una... Certo, con tutti i props, sai che tu devi andare là col certo, giornale, sì, sì, tutto sì. e perché ti diverti, balli, è inclusivo. Totalmente anni inclusivo. 75, Veramente era quanto era avantissimo. avanti? Quanto era Infatti io quando lo avanti? vedevo da ragazzino rimanevo un po' Susan Sarandon quando comunque, usciva cioè, di Tim cosa stiamo Curry parlando? con quella... Quindi Sui Rocky Horror Picture transvestite. Show, Eleonora Giovanardi, Rocky Horror Picture Show, noci di cocco, isola deserta, perfetto. Tac, e balletti, e via che si va. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.